dopo queste parole di Paola mi viene difficile proseguire sullo stesso piano, ma comunque voglio cercare di dare a tutti quanti voi un segno di ciò che si può fare con un argomento astruso il più delle volte, che è l'economia, o almeno così viene percepita dalla maggior parte delle persone, un argomento astruso. Io credo che non sia così, e credo soprattutto che sia un argomento che ci possa servire immensamente per poter fare un'analisi completa su quello che stiamo vivendo ed eventualmente per uscire fuori da questo continuare a girare intorno allo stesso motivo continuamente di cui ha parlato Paola, e cioè del focus locus immaloditus. Io non credo assolutamente, sono d'accordo con Paola, non credo assolutamente a questo fatto. Per cui immediatamente andiamo a fare questa analisi e l'ho sintetizzata in un certo modo, in modo tale che sia chiara per tutti e chiaro per tutti ciò che io sto dicendo. Allora, il tema che intendo presentare è quale spazio dobbiamo inventare e poi circoscriverlo per creare lavoro nel sistema della Sardegna, che è una parte e un subsistema del globalismo. Cioè, volere o non volere, siamo in mezzo ad un'economia globale della quale dobbiamo tener conto, anche se possiamo avere delle vie d'uscita. Il confronto con questa economia globale dobbiamo in qualche modo risolverlo da noi, non dobbiamo aspettarci che qualcuno ci dica adesso dovete fare così, assolutamente. Questo è quello che dobbiamo dimenticare. Allora, il contesto con il quale ci confrontiamo dipende dallo sviluppo esplosivo di quella dinamica del capitalismo che sta alla base della globalizzazione odierna, che scuote l'economia di tutti i paesi del mondo. La politica, la cultura vengono a loro volta condizionate dalla modifica dei processi decisionali che, sviluppando nuove opportunità e distorsioni, impediscono agli attuali stati-nazione le possibilità di gestire dinamiche esterne e comprendere ciò che succede per la mancanza di mezzi adeguati e di nuovi paradigmi. Cioè, il contesto che noi stiamo vivendo purtroppo è tanto strano e tanto posizionato, ci sono diversi strati che non ci permettono molte volte di capire esattamente come dovremmo porci rispetto alla realtà che viviamo. Per dirla in poche parole, se oggi dobbiamo risolvere il problema del lavoro in questa zona che è il Sulcis Iglesiente, cosa dobbiamo fare? È un po' il problema che è stato posto dal sindaco, è un po' il problema che è stato sollevato da Paolo, è un po' il problema che è stato sollevato da Carlo. Io credo che dobbiamo assolutamente, prima cosa, credere in noi stessi. Utilizzare, in tanti discorsi abbiamo fatto, e qualcun altro qua dentro ha discusso con me via internet, dobbiamo cercare di utilizzare un pensiero che Paolo ha chiamato di pensiero creativo e che io chiamo anche pensiero laterale, secondo un grosso scrittore intellettuale che è Edoardo Del Bono, che ha fatto su di questo, ha scritto diversi libri. Che cos'è creativo in economia? È pensare non rispetto a quello che stiamo vivendo, ma pensare che noi, solamente noi, possiamo riuscire a cambiare le cose. Noi. Ma se noi crediamo di essere quel popolino di cui si parlava, a questo punto non ci riusciremo mai. Il problema che mi pongo e che tutti in Sardegna si pongono si può esprimere in questo modo. Come fare per sviluppare e creare lavoro nella nostra isola? Di che cosa abbiamo bisogno oggi per ideare e progettare un sistema del territorio sardo in grado di essere un centro di iniziativa per il lavoro e non solamente per il lavoro? Allora, per esprimere ipotesi di soluzione bisogna capire perché. E adesso mi rifaccio ai 3 periodi che io considero fondamentali nella politica sarda. Perché
durante il breve periodo del governo Soru si chiesero allo Stato italiano soldi dovuti ma non versati. Perché nel medio-lungo periodo costituente del 1948 in Sardegna arrivarono i capitali condizionati però da politiche che non risolsero i problemi del lavoro, i cosiddetti piani di rinascita. E perché nel lunghissimo periodo della fusione perfetta, quindi stiamo parlando del 1848, la richiesta dei vassalli sardi, perché nient'altro erano che vassalli, al Regno d'Italia fu fatta solo con l'intento di guadagnare di più entrando in un mercato più ampio. Le ipotesi di soluzione che io vi propongo e sulle quali poi vorrei discutere nelle varie tavole rotonde sono principalmente queste. Primo, la creazione di capitale proprio Stato, che io chiamo CPS, capitale proprio Stato, attraverso il micro risparmio condiviso. Allora, sia ben chiaro che i fattori fondanti, elementari, basilari dell'economia sono tre: lavoro, terra e capitale. Lavoro, sappiamo qual è la crisi del lavoro. Ma perché c'è questa crisi del lavoro? Perché la terra la stiamo perdendo, o ne abbiamo perso in gran parte. O noi ci riappropriamo di questo fattore essenziale, oppure non possiamo andare avanti. Capitale sono gli altri, la stessa regione, voglio dire, quando ci dà il capitale ci dice: ecco i capitali agevolati, ecco, i capitali agevolati si danno a chi non è capace di gestire, sono a fondo per tutto. È chiaro che dobbiamo entrare in un'altra ottica, che è quella: se io ho dei capitali, se io acquisisco dei capitali, i capitali devono produrre, devono avere un ritorno economico. Noi perché siamo in questa situazione? Perché ci hanno dato sempre dei capitali. Tu spendeoso, tanto, noi te mei. Quante persone ragionano in questa maniera? Dobbiamo riacquisire. Poi c'è una conseguenza. Chiaro, ci sono le conseguenze. Perché dovrei parlare a lungo di queste cose. Ce n'è da parlare, ma non ci voglio andare in questo momento perché sennò ci sarebbe da parlare per anni. Le dinamiche per la formazione di questo capitale proprio, per la sua gestione, io le vedo come base per creare in un secondo tempo, anche a breve, per esempio un qualche cosa che è stato già creato da quelli di Alborè, per esempio una casa rurale sarda. È un'idea comunata, non è detto che questo sia la soluzione, però una casa rurale si crea con 2 milioni di euro, cioè è il tipo di banca che ha il minore investimento possibile, e 2 milioni di euro con il micro risparmio condiviso di cui ho parlato potrebbe essere una cifra che si può raccogliere. La giustificativa di tale mie asserzioni si basa sui seguenti pensieri che spero possano più tardi essere dibattiti in una tavole rotonde.